sicurezza è effettivamente un fenomeno di tipo culturale. O entra nella testa della gente, dei giovani, dei meno giovani, degli anziani, oppure sicuramente non faremo progressi. Credo sia importante il fatto di coinvolgere poi tutti i soggetti che partecipano all'attività economica e non solo economica ma anche sociale, perché il problema dell'infortunio si insinua ovunque, quindi bisogna sempre stare attenti. Il principio deve essere attenzione, non farsi male per lavorare, ma soprattutto non farsi male per nessun motivo. Quindi è proprio questo che voglio rappresentare. È un problema culturale. Dobbiamo lavorare affinché le persone, a cominciare dalle famiglie, capiscano che questo fenomeno è un fenomeno che si può debellare solo ed esclusivamente se si comincia ad educare alla sicurezza. La sicurezza è essenziale alla qualità della vita. Udine è una città dove è alta la qualità della vita, quindi è alto l'impegno sulla sicurezza. Sicurezza qui vuol dire soprattutto sicurezza nei luoghi pubblici, dalle scuole, ai teatri, ovviamente anche sui cantieri. Sicurezza vuol dire anche sicurezza in casa, sicurezza l'educazione alla sicurezza, e qui ci sono tanti progetti che promuovono anche la costruzione di diciamo, perfezionamento di quelli che sono gli ambienti casalinghi. Noi abbiamo una popolazione anziana molto numerosa, quindi anche ci sono dei servizi proprio di assistenza agli anziani per costruire delle case che siano a prova di caduta. E poi c'è sicurezza ovviamente nella mobilità sulle strade, educazione alla sicurezza si raggiunge anche soprattutto moderando la velocità, facendo in modo che le strade possano essere strade non solo da percorrere con mezzi veloci, ma anche da percorrere con biciclette e anche da percorrere a piedi, quindi percorsi pedonali, percorsi ciclabili, con i loro spazi, con la consapevolezza che la strada appunto è di tutti. Parte il Festival della Sicurezza, in cui l'Università di Udine di nuovo ha un grande ruolo insieme agli altri attori del territorio. La sicurezza è un concetto, ma è anche una disciplina, anzi un coacervo di discipline. Abbiamo la disciplina della sicurezza sul lavoro, la disciplina che riguarda le norme giuridiche, abbiamo la disciplina come management della sicurezza e quindi competenze economiche, competenze ingegneristiche. Ecco, allora la sicurezza come multidisciplina, disciplina pluripotente nelle quali l'Università di Udine ha acquisito delle competenze importanti che ci vengono riconosciute a livello nazionale. Per creare didattica, per creare alta formazione, stiamo predisponendo in partnership con Confindustria Udine un bel master per la sicurezza di primo livello. Ecco, da certi punti di vista l'Università di Udine nasce sul concetto di sicurezza. Nasce dopo il grande terremoto, nasce per creare quelle classi dirigenti che avrebbero ricostruito il Friuli. Ricostruire e ricostruire in sicurezza. Quindi sta proprio nel DNA della nostra università il sapere della sicurezza come cultura, come etica, come morale e approccio di vita. Interessante questo percorso che le categorie, in particolar modo le associazioni industriali, stanno percorrendo con gli enti pubblici per rimarcare il concetto di sicurezza. Sicurezza all'interno delle aziende, sicurezza all'interno degli ambienti di lavoro, sicurezza all'interno della nostra società. La sicurezza è un qualcosa che ci accompagna durante tutta la nostra esistenza, quindi la sicurezza anche domestica, in casa, la sicurezza sulla strada, la sicurezza nei luoghi di lavoro principalmente, ma è una sicurezza che abbiamo bisogno di sentire dentro di noi perché
si accompagna alla nostra vita e dunque è un sinonimo quasi di libertà. Tanto siamo sicuri e tanto siamo liberi, noi e il nostro prossimo. A lavoro, nel tempo libero, in strada e in casa, incontri, dibattiti, seminari, mostre, teatro, laboratori, per diffondere una nuova cultura della sicurezza.